andiamo a conoscere questi ragazzi. Adesso abbiamo un bronzo, campionati italiani, abbiamo Davide Turrini. Turin, un applauso. Prenderei tutti i vostri nomi, qualcuno l'ha sbagliato. Chiedo scusa. Vabbè, gli hai regalato una I, insomma. Gli ho regalato. Allora, Davide, anche tu fai vedere la tua bella medaglia. Cosa ci rappresenta? Prima medaglia importante o no? Sì, a questo livello sì, è la mia prima medaglia di bronzo sudata, perché ho affrontato un campione di livello mondiale, è stato abbastanza dura. Impegnativa. Esatto, però diciamo non mi fermo qui perché voglio tentare il gradino più alto del podio per poi sperare di andare ai nazionali e andare agli europei e ai mondiali. Senti, quante volte ti alleni e cosa fate quando vi allenate? Cioè, come vi allenate? Sono allenamenti più o meno standard oppure fate delle cose particolari? Allora, mi alleno 3 volte a settimana. Tu sei di? Di Trieste. Ma dai. Mi alleno 3 volte a settimana e se riesco anche un po' di più. E iniziamo con un po' di riscaldamento e poi... Fate attività anche muscolare, fisica? Sì, esatto. E io personalmente, essendo bassino, tendo più a lavorare sulla velocità. Passi in mezzo alle gambe dell'avversario? Qual è la tua mossa segreta? C'è un colpo segreto, Riccardo? Sì, ci sono vari. Lui, Turilli è bravissimo nel calcio circolare. È un fulmine, infatti, che ha combattuto contro Simone Crescenzi, che è arrivato bronzo ai mondiali un mese fa, 20 giorni fa, per cui si è trovato un livello, un campione, diciamo, importante, fa parte della nazionale e fa parte del probabile olimpico, diciamo, che si giocherà qualche posto per le Olimpiadi di Rio. Per cui non devi fargli troppo male, perché se devi andare alle Olimpiadi come facciamo? Beh, oddio, però magari c'è sostituzione in corso, non si sa. Battere un campione mondiale è sempre una bella soddisfazione. Passiamo il microfono, Ale, il microfono e andiamo a conoscere Isabella Climento. Dimmi i tuoi titoli, perché appunto prima ho visto anche tu. Io sono vice campionessa italiana del 2013. Sono arrivata seconda anche agli Open in Austria, sempre nel 2013, sono internazionale e quest'anno ho fatto il mio primo campionato italiano da senior e mi sono qualificata quarta perché comunque la mia agitazione era tanta, perché era il primo campionato italiano senior. E l'anno prossimo riproverò e spero di arrivare... Con un po' di esperienza in più, quindi esatto. magari... Rispondi sinceramente, perché ti piace il taekwondo? Infatti, perché è sempre stato nella mia vita, cioè il taekwondo è mio padre, è il mio maestro e fin da quando sono piccola io sono sempre stata in questo sport, in questa famiglia di taekwondo. Sì, sono cresciuta nella palestra di mio padre e quindi la passione si tramanda. Riccardo, com'è questa atleta oggettivamente? Poco disciplinato. Sì, no, brava, difficile è allenare i figli. È arrivata seconda anche lei domenica a Riccione, per cui ha combattuto contro la vice campionessa italiana, perciò insomma in finale ci stiamo. Noi presentiamo alcuni atleti, il movimento ha centinaia, migliaia di atleti e quindi raccontiamo delle mini storie, ma che poi sono un pochino le storie un po' di tutti i ragazzi e le ragazze che fanno sacrificano sport. Come tanto. Abbiamo uno giovane che è Dennis Biaggi, che purtroppo mi ha detto si è fatto male e non ha potuto partecipare, è solo tifato. Ma noi facciamo un applauso lo stesso. Quanti anni hai? 12. E vieni da? Da Trieste come Davide. Mi alleno nella palestra del Turismo Team. Faccio sempre 3 allenamenti a settimana. Fai già gare adesso, a parte questa che eri infortunato? E faccio gare. Questa domenica sono andato a Rimini, che per sfortuna ho perso per un male al petto e la prossima volta spero di rifarmi. Presidente Lucchese, queste discipline vengono promosse a livello scolastico, questi ragazzi come si avvicinano un po'
alla federazione, alle palestre, oppure è qualcosa sempre che gira un po' amici, parenti? Certo che il passaparola è la via preferenziale da un punto di vista numerico. L'attività nelle scuole, molte società si impegnano con i contatti personali che hanno nelle scuole e riescono a ritagliarsi uno spazio. Ma vengono visti questi sport a livello famiglie, genitori, un po' come sport pericolosi, un po' aggressivi, deve essere un po'... Perché alcuni di queste discipline hanno avuto un po' di notorietà o ai tempi di Bruce Lee, parliamo di altre cose, di altri tipi, oppure per la difesa personale, no? Si diceva le scuole sono nate un po' per adesso, questo. se vogliamo ritornare anche sulla MCA. Io credo che il discorso che faceva il maestro di judo, come possono farlo anche i maestri di karate, sia analogo a tutte le arti marziali, nel senso che un ragazzo nella propria palestra trova una famiglia, uno stile di vita, dove comunque si impara il rispetto, si cresce assieme, anche se alla fin fine è uno sport singolo, perché magari sul quadrato si sale da soli, poi è sempre tutta la squadra ed è... Andiamo avanti e finiamo Perché con sennò i pesi, dulcis in fondo, perché Abbiamo lì un l'avversario è come si chiama? La gravità, la forza di gravità. Giusto, allora presentiamo i nostri due atleti. Giosuè. Buonasera. Giosuè Intanto Battiserà. Giosuè, stasera serata di Giosuè. Gettonato, tra l'altro è arrivato terzo ai campionati italiani di sollevamento pesi. Sì, è stato Ridici bene il tuo cognome, Giosuè, Baldissera. perché l'abbiamo un po' interrotto. Ti è mai capitato di trovare un altro Giosuè? No, Vero, non è un così nome, spesso. vero? Anche a te penso. Non è tanto comune, no. Bene, allora tu invece, anche questa è un po' particolare, appassionarsi di questo sport. A te come è capitata questa cosa? Non ho iniziato da molto. Voi potete intervenire sempre, raccontarci anche la Anche il maestro parte, può anche intervenire, maestri, visto che è qui presente. Ecco. E avendo lo zio un maestro, Lo zio, viene, scopriamo una cosa in più. Bene. Che non... ho iniziato ad allenarmi con lui e pian piano, quasi per sbaglio, mi ha iscritto alle gare. Alla fine sono Cosa ti riuscito ha detto? a Portami sta valigia, classificarmi. sto peso, come hai fatto la prima volta a intortarti su questa cosa? È stata più o meno una sorpresa. Ti è Cioè, piaciuto insomma? Tu vedi che Sì, bella questa cosa? molto bello. Lui ci ha seguito quando siamo andati l'anno scorso a fare così una cosa un po' improvvisata a Tonezza, e la faremo anche quest'anno, una specie di torneo provinciale a Vicenza. E lui ha visto per la prima volta atleti che facevano gli esercizi di strappo, gli esercizi di slancio, e si è un po' avvicinato, e con l'aiuto del suo allenatore e zio è arrivato a fare questo primo campionato italiano, perché lui è del 2000 e quindi per i ragazzi della pesistica è proprio il primo passo. Cioè il fatto di fare il primo campionato italiano, il campionato esordienti. Perciò è stata la prima opportunità per lui a essere qualificato, e quindi ha fatto le fasi regionali, è arrivato primo, e poi ai campionati italiani lui è arrivato terzo, però siccome viene premiato sia lo strappo e sia lo slancio, nell'esercizio di strappo ha conquistato comunque un secondo posto, perciò è un argento come strappo, e un totale è arrivato terzo. Giovanni Bassanese, come ci si avvicina diciamo, all'aumento del peso? L'aumento pesi? Beh, forse è uno degli sport più a parte vecchi. la parte, vabbè, come capita, ma proprio cioè uno comincia da poco, si allena, come Sì, perché? beh, diciamo, se uno parte da giovane lo fa un po' come sfida con se stesso, cioè sulla natura di tutti provare A riuscire a fare sollevare sempre un po' di più, ma in tutti gli qualcosa. sport, se uno corre i 100 metri tenta di correre il più veloce possibile, Certo. quindi migliorare sempre. Se uno lancia il Vediamo le peso immagini. vuole lanciarlo sempre un po' più lontano, e quando uno alza i pesi vuole fare sempre 1 chilo, 2 in più. Diamo qualche misura, per esempio un ragazzo, forse se lo dice lui, tu quanto hai, come si può dire, il tuo record, il primato? Massimale è stato di strappo
45 e di slancio 55. Quindi più del tuo peso sicuramente, no? Quasi, Era quasi, il tuo peso. quasi il suo Era peso. pari. Allora finiamo perché dopo ci saranno sempre Conosciamo agli sgoccioli con l'ultimo atleta. Marco Poi Meneguzzo. un applauso a Marco che vedo anche lui molto motivato e appassionato di questo sport, giusto? Sì, sì, sì. Io all'inizio facevo atletica leggera. Questa è un'altra atletica pesante, come mai Sì, sì, questo? perché avevo come allenatore che è Giovanni, in atletica leggera. E Quindi poi, lui passa da leggera a pesante. Un batter dopo. Ecco. e boh, mi ha chiesto se volevo provare a fare sollevamento pesi e mi incuriosiva come cosa, quindi Avvicini un pochino al microfono, se no non ti sento. Ok. Grazie. ho deciso di provare. E Ma alla fine per mi è te piaciuto. provare è stato prendere un bilanciere e metterci 20 kg per parte, No, 10. meno. Meno ancora. Sì, dai. E poi? Ecco, poi ho iniziato Perché poi a la giocare. difficoltà non è solo, penso, il peso, sto immaginando qualcosa che vedo, che si è visto, perché lo trovo anche il sollevamento pesi una delle discipline affascinanti, lo vediamo, io me le guardavo a notte, queste cose, questa sofferenza. Si vedono solo le Olimpiadi. Esatto, si vedono le Olimpiadi, però vedi proprio che c'è tutto un aspetto, cioè il peso, quindi il bilanciere è sollevato da tutto il corpo, quindi vedo tanti hanno queste fasce di contenimento, quindi è molto impegnativo, non è solo la forza, c'è tutta una No, ci vuole, preparazione. sì, anche il discorso mentale conta molto in questa disciplina. Tecnica e velocità. Sì. E Marco è veramente un atleta. Anche qui c'è il talento, Sì. cioè nel senso che uno è portato per questo. Direi che Marco è un talento. In questa disciplina abbiamo trovato veramente un atleta che ha talento. L'anno scorso con la squadra regionale è stato selezionato, ed era il primo anno che faceva pesistica, è stato selezionato per fare il torneo Alpe Adria, il 49esimo, è uno dei tornei più antichi, Importanti, antichi. e al torneo Alpe Adria, e lui la squadra è arrivata terza come squadra veneta. E lui è l'unico atleta che è riuscito a salire al podio, perché ha portato a casa un terzo posto e un torneo internazionale. Perciò... Ecco, mi ha aiutato giusto per dare un po' Chiedete quanto alza più del suo peso. Ecco, allora sentiamo, quanto alzi più, tu suggerisci di chiederti? Di strappo ho un massimale di 77 in gara e 80 in palestra, e invece di slancio faccio 98, sono arrivato a 98. Solleva anche me, quasi, perché siamo vicini a e quelle... pesa 56 kg. Però, allora merita un applauso, vero? Immagino che sia una cosa importante. Ecco, giusto per dare dei valori assoluti, c'è un record di sollevamento pesi in assoluto? No, perché dipende dalle categorie. Non c'è perché ci sono... Ma quello che solleva più di tutti, quanto solleva? È logico che nella pesistica maschile, perché c'è pesistica maschile e pesistica femminile, nella pesistica maschile c'è la categoria dei più 105, che viene da sé che è la categoria che alza di più. Anche se il divario tra i 105 e la categoria inferiore non è che sia così tanto distante come divario. Diciamo che nello strappo il record mi pare che sia 212 nello strappo, e nello slancio, se non sbaglio, dovrebbe essere attorno ai 260. 266. Questi sono i record del mondo di queste categorie. Sì, bisogna pensare che è gente che pesa sui 100 kg, oltre i 100 kg. Ma molti considerano il vero record, invece, era stato fatto a Seul, un atleta... Naim Suleimanoglu, un turco, che ha sollevato 3 volte il proprio peso. Quindi vale anche in proporzione proprio al peso, 60 kg e ha sollevato 195, mi pare. Com'è il movimento nel Veneto? Chiudiamo con questo, credo. Sì, facciamo un saluto, ma poi volevo ricordare anche il trofeo Topolino, dopo facciamo due parole prima di chiudere. Ultima cosa, com'è il movimento nel Veneto? Palestre? È molto in crescita, ci sono 23 società affiliate. Siamo il quarto comitato regionale in Italia, perché solo 4 regioni hanno la possibilità di avere il comitato regionale, e circa 1 migliaio di tesserati, e il 35% è agonista, perciò è importante, c'è un bel movimento agonista. Ragazze, donne?
Ragazze Anche. ce ne sono parecchi, adesso gli ultimi campionati italiani esordienti sono andati giù in 20 atleti, perciò tanta gente giovane, tutti come Giosuè, e 12 maschi e 8 femmine, perciò un bel movimento. Una bella proporzione. Allora chiudiamo con questo trofeo dobbiamo chiudere, quindi volevo, Giosuè, trofeo Topolino che è questo fine settimana a Caorle. Se mi consentite solo alcuni dati che sono importanti, perché è un'occasione questa per... Sì, in velocità perché io ho la regia che fa Ho già un orecchio così. Abbiamo purtroppo poca visibilità, ecco, non siamo come il calcio, non lo pretendiamo, però ecco, alcuni dati che a mio avviso sono importanti. Allora, la Filcam in regione conta di 210 società sportive, un totale di 14-15 mila tesserati, ecco, quindi un movimento da non trascurare. Abbiamo un organico di insegnanti tecnici di 800-850 e 200 ufficiali di gara, giudici, arbitri. Quante manifestazioni in un anno? Manifestazioni ogni sabato e domenica. Quindi e allora parliamo di questa... Parliamo del trofeo Topolino di Caorle, che è a livello giovanile. Che facciamo il corso di aggiornamento annuale, quello che facciamo degli insegnanti tecnici, dove ci troviamo circa 1 migliaio, e lo facciamo da anni in quel di Caorle perché le strutture ce lo consentono. Ecco, ce l'abbiamo proprio il 14-15 di giugno, dove si riuniscono questi per 2 giornate circa 1000 insegnanti tecnici tra judo, lotta e karate. Ecco, l'evento importantissimo questo fine settimana per chi vuole venire a vedere a Caorle, il Veneto ha avuto il privilegio di ospitare il trofeo Topolino, che non è una cosa così semplice da ottenere dalla Disney, perché hanno delle, diciamo così, vogliono delle particolarità importanti. Comunque, per dare sempre i numeri, abbiamo chiuso le iscrizioni a 1700 ragazzini da tutta Italia, perché non... Quindi tutto il movimento che c'è anche dietro, che non è solo lo sport, ma quello anche che diceva il mio presidente Giosuè, i numeri sono quelli della federazione, poi ci sono gli enti di promozione sportiva che decuplicano il numero dei praticanti, per cui è un movimento enorme. Importante, enorme. Che, secondo... Ma io personalmente non credo tanto a sta storia degli sport minori. Intanto lo sport che fai tu è il tuo sport, ecco. Non è minore di nessuno. E poi non è vero, perché i numeri sono a volte strabiliano. Parlano da sole. Certo. Ecco. Allora, signori, 3 federazioni, ma siete splendidi, grazie per il lavoro che fate, soprattutto io vi faccio un applauso per quello che fate nel vostro sport. Grazie a tutti questi Grazie ai nostri campioni atleti, perché insomma avere atleti così importanti è sempre un prestigio per noi, per la nostra trasmissione. La prossima settimana parleremo degli sport della mazza e non ridacchiati, perché c'è il baseball, il cricket e il golf, e tutti e 3 hanno la mazza, siete d'accordo tutti? Certo. Bene, allora grazie, alla prossima settimana, viva lo sport, viva il CONI, viva le arti marziali. Grazie alla regia e grazie a tutti di averci seguito. Ciao.